della famiglia Costa, che ben conoscete, anche per la tragedia che ha subito un po' di anni, qualche anno fa. Quindi vogliamo pregare in particolare per i defunti che il Signore ha chiamato così tragicamente, ma che senz'altro San Rocco, il nostro patrono, ha accompagnato fino all'ultimo traguardo. E ancora preghiamo per il riposo eterno delle loro anime. L'eterno riposo dona loro il Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro il Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro il Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. E per tutti i familiari della famiglia Costa, per le loro intenzioni di università, affinché San Rocco la benedica di proteggerli e accompagnarli. E per tutte le nostre intenzioni e necessità di noi qui presenti che abbiamo partecipato a questa bellissima festa fraterna, un po' di cielo sulla terra abbiamo vissuto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. San Rocco nostro patrono, San Rocco nostro patrono, San Rocco nostro patrono, Dino San Rocco, possiamo partire con i fuochi, grazie. In principio non c'era il fuoco e la terra era fredda, ed ora avrà inizio la magia. Sparite tenebre davanti lampi e saette. La luce annienterà il buio e gli occhi si riempiranno di stupore e meraviglia. E quando la notte si accenderà, sentirete ad occhi aperti, come bambini che ascoltano la favola. E quando la notte si illuminerà, salite sul carro delle emozioni e ci sarà un dolce incantesimo per ognuno di voi. E se un tuono darà un palpito di gioia al vostro cuore e una lacrima si mischierà al sorriso, il nostro compito è compiuto. Noi, i signori del fuoco, siamo tornati e il cielo non basterà. Signori e signori, la ditta The Fireworks della famiglia Costa augura a tutti voi buon divertimento.
Prendete l'applauso se lo merita. Ricordo che domani sera ci sarà la commedia che non si è potuta